passato tempo sotto il tramonto, sotto quel cielo che ha visto tanto, è andata via insieme al vento. Ciao a tutti, mi chiamo Luigi Salvaggio, ho 21 anni, la mia passione per la musica nasce quando più o meno ne avevo 12, quando vedevo mio nonno suonare la sua chitarra e interpretare i pezzi di un grande della musica internazionale, Santana. Con la voglia di imitarlo ho iniziato a prendere la chitarra in mano e provare a fare qualcosa anch'io. E sono andato a finire su una strada completamente diversa, quella del cantautorato. Spero un giorno di poter diventare uno dei migliori cantautori della storia italiana. Un sogno non da poco, però comunque ci provo. Una cosa che ho dimenticato di dirvi è che sono siciliano, ma principalmente sono nisseno. Andiamo a vedere il mercato della strada Foglia. A quel cielo la sera ho parlato di come le farfalle di me han volato, ed ei m'ha risposto con grande prontezza, con un gran soffio. Io vado pazzo per le olive, è una malattia. Ci incontreremo in un urlo infuocato, non sapendo se ci sarà ritorno, una promessa al momento profondo. Stringi forte a te queste mie parole, saranno come oro che luccica il sole. Non aver timore del tuo tempo, un giorno tornerà quel nostro bacio lento. Ma stringi forte a te queste mie parole, saranno come oro che luccica il sole. Non aver timore del tuo tempo. Non dimentichiamo di sottolineare la nostra cultura, la cultura nissena. È proprio per questo che siamo venuti qui nella cattedrale di Caltanissetta. Ora entriamo e vediamo all'interno chi ci aspetta. Le vie dei tesori ci aiuteranno a scoprire la nostra cattedrale. Non aver timore del tuo tempo. È passato tempo sotto il tramonto, sotto quel cielo che ha visto tanto, è andata via insieme a... Ciao Luigi, conosci la leggenda legata alla statua di San Michele Arcangelo? No, però sarò felice di ascoltarla. Bene, la statua è stata realizzata da un certo Nicola Livossi di Nicosia. Questa statua inizialmente era quella dell'angelo custode, tuttavia a seguito dell'apparizione di San Michele Arcangelo per liberare la città dal morbo della peste, si decise di cambiare la statua dall'angelo a quella di San Michele Arcangelo. Inizialmente l'artista non riuscì a realizzare il volto della statua poiché mancava delle fattezze celestiali che erano richieste in quanto un santo, e la leggenda narra che egli si fosse addormentato dopo essersi riunito in preghiera e al suo risveglio trovò la statua ben realizzata con il volto che si pensava fosse stato realizzato dagli angeli. Grazie. Grazie a te. Ma adesso entriamo al comune. Venite con me. Cade questa notte, la luna che si... Ciao. Il cielo che mi mostra le sue ali magiche, il vento che riappare come una devota sua. Luigi, quanto ha influenzato l'essere siciliano nella tua musica? Beh, diciamo che è stata una parte importantissima per quanto riguarda la mia musica. Tant'è che uno dei miei gruppi preferiti sono i Tinturia, quindi immaginate. Chiaramente ogni mia melodia poi ha un richiamo alla musica siciliana, nonché le mie nell'intercalare durante ogni canzone lascio che si senta l'influenza siciliana, perché comunque è giusto
giusto che possa essere io un rappresentante della musica siciliana e ne vado altamente orgoglioso. Buono. Come sapete il testo della mia canzone, il titolo della mia canzone è Il silenzio delle stelle. Il silenzio delle stelle ha un significato ben preciso, ovvero lo spegnersi dei sogni. Questo spegnersi di sogni che molte volte fa parte della vita di ognuno di noi, però lascio uno spiraglio aperto che alla fine si trasforma nell'antitesi dello spegnersi dei sogni, ovvero il significato della vita. L'amore tra una madre e un figlio e l'amore tra due amanti. Questo è più o meno il significato della canzone, che magari è più profondo, però man mano che passerà il tempo continuerò a spiegarvi. E dopo una mattinata in compagnia di Luigi che ci ha fatto vedere la caltanissetta storica, la caltanissetta bella, noi dal Curtiggio vi salutiamo e speriamo di festeggiare nuovamente con voi, perché no, Sanremo e tanti altri successi, giusto? Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Ciao ragazzi. Pensiero spensierato, il paradosso è ciò che noi abbiamo ereditato. Dio o ragione, odio o amore, la divisione si trasforma spesso in sottrazione. Volare senza ali noi l'abbiamo fatto, la notte mi ha sorpreso, scacco matto. Bagno i miei occhi al sapore di un colore, castano come l'autunno e giallo come un fiore. E pregherò, e pregherò, e con le mani giuste io tornerò a pregare, mentre quel silenzio lo lascerò tacere. Tu prendi le mie mani, giriamo verso quei pianeti, in bilico tra i sogni e quello che non vedi, e baciarsi un po' più forte e guardarsi da vicino, fare come una madre con il suo bambino e sorridere alla vita perché è l'unica che abbiamo. Un fiocco di neve cade e lento dirsi ti amo. Ciao Luigi, conosci la statua di San Michele Arcangelo? Sì, la statua la conosco, è la leggenda. Come fa domande? È passato tempo sotto il tramonto, sotto quel cielo che ha visto tanto, è andata via insieme al vento la nostra breve